Buongiorno bambini, sono Alessia. Oggi avete voglia di giocare con me e con tutte le altre maestre dell'asilo nido a fare la pasta matta. Allora, cosa ci vuole per fare una bellissima, morbidissima pasta matta? La farina 00, un po' d'acqua e tanta voglia di divertirsi. Iniziamo a versare la farina nella nostra terrina. Ne mettiamo in abbondanza, dopodiché versiamo, magari questa cosa la potete fare insieme a mamma, papà e ai vostri fratellini, versiamo un pochino d'acqua, con le manine iniziamo ad impastare, che è una cosa che a voi piace proprio tanto, Vi ricordate quando giochiamo con la pasta matta, con il pongo, con la pasta soffice, con il bicarbonato, quanto ci divertiamo? Allora cominciamo a lavorarla, ecco così, ci aggiungo un altro pochino d'acqua, rimpasto e mi diverto a sentire quanto morbida può diventare questo impasto. Non è detto che venga subito bello e soffice. Quindi ci aggiungo un altro po' di farina e intanto mi pasticcio tanto le mani. Ma portate pazienza se qualche grammo di farina scende sul pavimento pulito, Bisogna riapprofittare per ripassare l'aspirapolvere e lavare per terra, magari facendovi aiutare dai vostri bambini che di competenze ne hanno tante. Si allenano una volta o due alla settimana a giocare in cucinetta. Ecco qua, la pasta è quasi pronta. È un po' appiccicaticcia, Vediamo di aggiungere un altro pochino di farina e di andarla a lavorare sul tavolo di lavoro. Ecco qua, creiamo una bella pallottola, soffice. Mamma mia, senti che morbida la mia, guardate com'è bella. E adesso con il mattarello la stendo in maniera da poter ritagliare tanti animaletti. Oggi per voi ho preso l'orsetto, pecorella, la tartarughina e il micetto. Vediamo di creare tanti animaletti per voi, Proviamo a ritagliare la tartaruga. Eccola qua. Spostiamo tutti i lembi della pasta matta. Ne abbiamo ancora tanta, possiamo fare uno zoo oggi. La tartaruga è pronta, la mettiamo qua nell'erbetta fresca e continuiamo magari a fare un gattino. Un gattino che va a fare la compagnia alla pecorella. Schiacciamo forte. Ecco qua. E anche il gattino è pronto per andare vicino alla sua amica pecorella. Ecco qua. In una splendida giornata come oggi, c'è il sole, possiamo creare anche un magnifico sole. Non abbiamo lo stampo del sole. Cosa possiamo fare? Possiamo prendere una ciotolina, un bicchiere, un tappo, tutto quello che è a nostra disposizione in casa, e a casa ne abbiamo di materiale a disposizione, e creare un magnifico sole che splende. Ecco qua, togliamo tutta la pasta in eccesso e anche il nostro sole va a fare compagnia alla tartarughina e al gattino. Con la pasta che avanza possiamo creare tante striscioline e facciamo i raggi del sole.
questo sole splende meraviglioso in questa splendida giornata e potete anche creare delle storie con i materiali che fate. Adesso io vi saluto perché devo assolutamente andarmi a lavare le mani, che sono tutte impiastricciate di farina di acqua. Mi raccomando bambini, dopo aver giocato con qualsiasi cosa, lavarsi sempre bene le manine insieme alla mamma e al papà, ma soprattutto per i più grandicelli che ormai le competenze ce le hanno, lavarsi da soli le mani spesso. Un bacio a tutti da tutte le maestre dell'asilo nido.